L'OINC, perché utilizzare il LOINC? Fondamentalmente per due motivi, uno di carattere pratico, l'altro di carattere legale. Il motivo di carattere pratico è che finalmente abbiamo un sistema di codifica e di naming anche il modo di chiamare le analisi univoco all'interno di un sistema di codifiche governato da qualcuno. Il secondo motivo, quello di carattere legale, è che il tavolo della sanità elettronica ha stabilito che le codifiche LOINC siano quelle da attribuire al fascicolo sanitario elettronico per tutto ciò che riguarda le diagnostiche di laboratorio, di anatomia patologica, di radiologie. L'importanza di avere un fascicolo sanitario con all'interno dei dati standardizzati facilita lo scambio di informazioni in ambito regionale per quello che riguarda le parti coordinate dai vari assessorati alla sanità, a livello nazionale per quanto riguarda l'interscambio e la mobilità sanitaria e a livello internazionale, soprattutto europeo, per quello che riguarda il fatto di essere cittadini dell'Europa.